Gervasio Venuti, già commissario dell'Aspi di Agrigento, è stato nominato ieri dal prefetto Dario Caputo alla guida di Girgenti Acque. Il suo mandato sarà quello di traghettare la società fino alla nuova forma di gestione che sarà decisa da parte dei componenti del lato idrico. La decisione del prefetto scaturisce dall'interdittiva antimafia che la prefettura di Agrigento, a seguito di un corposo dossier della DIA di circa 36 pagine, ha dovuto emettere. Da qui le dimissioni del presidente della società, Marco Campione, con la nomina dell'avvocato Diego Galluzzo al suo posto. Venuti è un affermato manager che ha avuto modo di conoscere bene il territorio agrigentino nelle sue varie sfaccettature, essendo stato alla guida dell'azienda più grande di Agrigento per fatturato e dipendenti. Il suo sarà un incarico straordinario e temporaneo, in modo da consentire la prosecuzione della convenzione stipulata nel novembre del 2007. La situazione generale è sicuramente complessa e la nomina del commissario prefettizio dovrà anche tenere conto dell'assemblea dei soci di Girgenti Acque del prossimo 3 dicembre, delle loro decisioni circa i futuri assetti societari e il ruolo futuro che potrebbe avere Sicilia Acque o dell'ingresso di nuovi soci. Intanto ieri in Commissione Ambiente, alla cui Presidente onorevole Giusy Savarino, è stata aperta l'audizione congiunta dei vari componenti sul caso Girgenti Acque e sulla gestione del servizio idrico e dei depuratori nella nostra provincia. Tra questi anche Maramico, che ha affermato come quella di Girgenti Acque è stata una gestione arrogante e spesso incompetente, e tutelare, afferma Lombardo, anche le professionalità in campo lavorativo che nulla hanno a che fare con la gestione aziendale. Presente all'audizione anche Fabrizio Raso, in rappresentanza di Intercopa. Si è fatto il punto della situazione, il presidente del lato idrico, l'avvocato Francesca Valenti, ha comunicato la definitiva risoluzione contrattuale con il gestore. Erano presenti i tecnici del commissario per la depurazione professore Rolle, che hanno illustrato il piano di interventi per i nuovi impianti nella provincia di Agrigento. Era presente anche Claudio Lombardo di Mariamico, che ha ribadito praticamente la sua battaglia per la depurazione. Noi dell'Intercopa abbiamo fatto una cronistoria della vicenda dell'acqua in provincia di Agrigento. Ormai la vicenda è conclusa, si parla ormai della futura gestione che noi ci auguriamo sia una gestione consortile e pubblica del servizio idrico, per ridare praticamente ai cittadini il diritto all'acqua. Intanto è nomina recentissima di qualche ora fa del commissario Gervasio Venuti, nominato dal prefetto, appunto, che gestirà come commissariamento Girgenti Acque. Sì, vista l'interdittiva prefettizia, la legge dice anche che praticamente l'azienda in questione deve essere commissariata, così come è avvenuto. Questo servirà per il periodo di transizione tecnica alla nuova gestione che l'ATI dovrà dare per il servizio in provincia di Agrigento. C'è una preoccupazione per i lavoratori? E queste sono delle cose che si vedranno successivamente. Certamente la futura gestione assorbirà una parte di questi lavoratori.